Ma no, è scandaloso che la solidarietà degli stati europei a noi confinanti, penso alla Francia piuttosto che all'Austria, chiudano le frontiere, sospengano di fatto Schengen, il quale viene sospeso e quindi tornano ad esserci le frontiere per evitare che i migranti arrivino nei loro territori. Questo nasconde un altro tema che a livello europeo ancora oggi non dà risultati, che è quello del ricollocamento europeo. Quindi da un lato non riusciamo a rimpatriare, su 140-150 mila che dobbiamo rimpatriare siamo riusciti mediamente a rimpatriarne 3.500-4.000 all'anno a farla grande. Dall'altro le ricollocazioni in giro per l'Europa non funzionano. Alla fine noi siamo gli unici a occuparci di un problema che è un problema europeo, che è un problema ovviamente internazionale, ma soprattutto ricordiamoci che peserà ancora di più, questa congiuntura astrale è tale, pesa di più non per colpa del governo o dei governi, per colpa del fatto che a tutto quello che erano le tematiche, le problematiche di prima se ne è aggiunta una di nuova che è la guerra. Da noi ci lamentiamo per le bollette alte, in Africa molti si lamentano perché non hanno più il cibo. Allora davanti a tutto questo è fondamentale che l'Europa, se c'è, batta un colpo.